gli stessi assassini, come allo stesso tempo ho l'esperienza dei massacri dei fascisti in Libano, dove hanno massacrato i palestinesi. Ma guardate un po' il paradosso, guardate che i fascisti che hanno armato, che Israele l'aveva armati, e piange l'olocausto. È un paradosso vedere, è una vergogna vedere la carrellata ieri dei politici italiani. È una vergogna per la comunità europea. Io mi sento più ebreo di loro quando vedo la Meloni divisa con lo Stato di Israele. Io quando sono venuto a Cagliari, però noi è vero che difendiamo la nostra causa, ma siamo dentro il tessuto sociale italiano. Io ho letto, non mi ricordo se qui oppure vicino a Castello, viva la lotta del popolo palestinese, firmato Fouane, il movimento giovanile dei fascisti in Italia. Sono oggi quelli che difendono Israele. È un paradosso innaturale. Quando noi facevamo le iniziative a Cagliari, ci veniva chiesto: ma voi perché state sempre con i comunisti? Noi gli rispondevamo: perché voi siete fascisti, siete contro gli ebrei. Noi non abbiamo mai fatto iniziative con questa gente e tutt'oggi noi siamo fieri di essere contro i fascisti che sono alleati dei nazi fascisti che avevano massacrato gli ebrei. Qualcosa di storto, i conti non tornano. Però Israele è al di sopra delle parti. Io dico, per non ripetere le stesse cose di Fauci, la Palestina speriamo come lo è stata sempre la tomba degli invasori. Vedete questa Gaza, la piccola Gaza, ha distrutto un impero intero della storia e la natura ci ha dato questa fierezza di essere un popolo resistente fin dalla nascita, ma non da oggi. Noi, Gaza aveva distrutto i mongoli, l'aveva distrutto, se qualcuno ha sentito dell'impero dei mongoli, Gaza l'aveva distrutto. Gerusalemme aveva distrutto i crociati, H aveva distrutto Napoleone, per cui noi siamo disposti. È vero, sono immagini drammatiche, è vero che la nostra gente, che è Israele, radia al suolo e nessuno, e noi ci aspettiamo, perché oltre a così l'aspetto dei sionisti di rivendicare il diritto, che non hanno diritto, hanno espulso la nostra gente. Noi abbiamo l'onore di difendere il Medio Oriente. Purtroppo la causa palestinese, come diceva il generale Shiab del Vietnam anni addietro, io guardo la carta geografica dove combattete voi e mi vengono i brividi. Non so se mi rendo l'idea. Gli interessi del capitale, gli interessi dell'Occidente, gli interessi di chi ha creato Israele, oltre alla natura del sionismo, sono interessi del capitalismo alle spese del nostro popolo, alle spese del mondo arabo. Non è un caso che fu nata Daesh, che non ha sparato un colpo su Israele. Sono dei terroristi creati per disintegrare il mondo arabo. Sono terroristi che stanno disintegrando la Siria, stanno disintegrando la Libia con la complicità degli Stati Uniti d'America. Noi siamo con i popoli arabi, siamo con il popolo dello Yemen, il popolo povero che soffre la colera, ma appoggia la causa palestinese, ha sempre appoggiato la causa palestinese. Per ultimo, siamo sicuri che il problema di Israele è un problema che
la pace non ce la cedono, non è una pace. Quando non c'è giustizia non c'è, diventa una predica. E qui noi la pace la vogliamo conquistare, avendo i nostri diritti ad avere la nostra patria e diritti all'autodeterminazione del nostro popolo. E vi ringrazio. Bravo. Esattamente 73 anni fa, sulla terra palestinese, prendeva vita lo Stato di Israele. A perdere la vita furono invece 13.000 palestinesi e altri 750.000 furono espulsi dalle loro case. Il 1948 è una data simbolo per la pulizia etnica della Palestina. Ma la Nakba non appartiene al passato. La Nakba dura ancora ora. Infatti Israele continua a portare avanti subdolamente le sue politiche di pulizia etnica dei palestinesi. Lo fa ad esempio attraverso gli ordini di espulsione che vengono emessi dai tribunali israeliani per espellere dalle loro case i cittadini palestinesi che abitano a Gerusalemme Est, così da poterli sostituire con i coloni. Le proteste che sono divampate in Palestina questi giorni nascono proprio da una decisione della Corte Suprema israeliana di espellere dalle loro case, situate nei quartieri di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, 170 palestinesi, tra cui 46 bambini. Questi palestinesi sono proprietari di quelle terre, hanno gli atti di proprietà che per la Corte Suprema sono carta straccia. Hanno costruito le loro case su quella terra dopo essere stati espulsi dalle loro case nel 1948 e hanno avuto il permesso di farlo grazie a un accordo siglato con le Nazioni Unite, dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che siglò l'accordo con la Giordania che all'epoca amministrava la città. Ovviamente per Israele questo non vale niente, perché tutto l'impianto legislativo israeliano è funzionale a garantire il predominio della componente ebraica su quella palestinese. Questa decisione, nello specifico, fa perno su una legge del 1970 che permette agli ebrei di rivendicare le terre possedute prima del 48, ma non permette ai palestinesi di fare la stessa cosa a Gerusalemme Est con le loro proprietà. La comunità tutto questo ovviamente è contrario al diritto internazionale, perché la Convenzione di Ginevra del 49 vieta alle potenze occupanti di trasferire la popolazione delle terre occupate e Gerusalemme Est è occupata ai sensi del diritto internazionale dal 67. Ma mi chiedo ormai cosa serve parlare di diritto internazionale se ogni volta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è bloccato per il veto degli Stati Uniti. Cosa serve se Israele ha già violato 80 risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite senza avere nessuna conseguenza? L'unica cosa che oggi i palestinesi possono fare è lottare da soli per i loro diritti, pagando sempre un duro prezzo di sangue. Questi giorni i morti palestinesi sono già 191, le vittime israeliane sono 7. I media israeliani però parlano di una guerra, mentre in realtà stiamo assistendo all'ennesimo massacro israeliano. Netanyahu sta cercando di recuperare consensi con questo ultimo massacro, con questo ennesimo massacro. Sta rivolgendo dure accuse ad Hamas, parla con Hamas e gli dice che glielo farà pagare. Ma sono forse di Hamas i 30 bambini che ha ammazzato in questi giorni? O sono di Hamas i 900 bambini che ha ammazzato durante il margine protettivo e piombo fuso? Oggi noi siamo qui per dire ai palestinesi che noi siamo con loro, in attesa che la comunità internazionale ponga fine davvero alla catastrofe palestinese togliendo il suo sostegno a Israele. Quello che noi possiamo fare è togliere il nostro sostegno ai politici che permettono tutto questo, che continuano a proporre soluzioni ridicole come il riconoscimento dello Stato di Palestina, quando basterebbe togliere il loro sostegno a Israele invece di continuare a fornirgli le armi, i soldi e legittimità internazionale. Quello che possiamo fare quindi è questo, fare informazione e boicottare Israele. Brava! Ciao a tutti,
a nome del Fronte della Gioventù Comunista, esprimiamo la nostra più profonda solidarietà internazionalista al popolo e alla classe lavoratrice palestinese. Mentre la maggioranza del popolo palestinese celebrava gli ultimi giorni del mese del Ramadan, aumentavano di intensità gli attacchi delle forze armate israeliane contro i palestinesi. Succedeva a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza dell'inizio della Nakba, la cacciata dei palestinesi dalle proprie terre da parte delle autorità israeliane nel 1947 e il 1948. Neanche l'ultimatum da parte palestinese per la smobilitazione delle truppe d'occupazione israeliane, che consisteva nella richiesta di porre fine alle tensioni di queste settimane da parte dello Stato israeliano, è stato ascoltato. Ed oggi assistiamo a uno scenario atroce che conta più di 100 morti nella striscia di Gaza, tra cui decine di bambini. Sfruttando l'emergenza sanitaria, in questi mesi Israele ha intensificato le provocazioni e le vessazioni e la repressione contro il popolo palestinese, aggravando già le difficili condizioni pandemiche, anche con la discriminazione nei piani vaccinali e l'ulteriore militarizzazione dei territori occupati. È da 73 anni che la Palestina è logorata degli interessi imperialistici dei monopoli israeliani e occidentali. La segregazione su base etnica e religiosa messa in atto da Israele si affianca allo sfruttamento della classe lavoratrice e alla privazione di diritti civili e sociali. Ancora oggi lo scenario palestinese vede le forze d'occupazione israeliane perpetrare atti di violenza gratuiti e inauditi, mantenendo un vero regime del terrore verso il popolo palestinese. In questi giorni di massacri e violenze assistiamo a un altro scenario di vigliaccheria e servilismo inauditi. I media occidentali che dipingono un quadro che vede come legittima la reazione israeliana verso un immotivato bombardamento palestinese, tacendo sull'aggravarsi degli atti di prevaricazione, di segregazione e di attacco che le forze di occupazione hanno perpetrato a danni dei palestinesi, sulla totale responsabilità delle autorità israeliane per l'escalation che hanno provocato. Non si possono paragonare e mettere sullo stesso piano la resistenza del popolo palestinese e le aggressioni che Israele porta avanti da decenni. Israele si sta dimostrando al mondo per ciò che è veramente, uno Stato suprematista che margina sistematicamente i palestinesi privati della loro terra, con il beneplacito degli Stati Uniti, degli Stati dell'Unione Europea e della NATO. Le gioventù e le classi popolari e lavoratrici di tutto il mondo si schierino per la pace in Palestina, per la fine dell'oppressione attuata da Israele nei confronti del popolo palestinese e per il suo diritto ad avere un proprio Stato. Sosteniamo dunque la resistenza palestinese, la lotta per la liberazione di tutti i territori occupati, lo smantellamento degli insediamenti coloniali in Cisgiordania e Gerusalemme e la fine dell'assedio di Gaza. Viva la resistenza palestinese! Grazie. A manifestazioni hanno aderito diversi partiti, sindacati e anche associazioni. E quindi l'invito tipo partiti Potere al Popolo, OSP come sindacato, Libero, associazione Gramsci e diverse altre associazioni che adesso mi scusano per non mi ricordo più. Comunque chi vuole e chi vorrebbe intervenire e dare la sua testimonianza può venire qui e prendere parola. Anche chiunque comunque. Ecco, scusate. Sempre spazio. Turbata, emozionata e anche arrabbiata per questo motivo, perché purtroppo ci ricordiamo del massacro di Israele continuo solo quando ci sono fatti eclatanti. Purtroppo Israele massacra costantemente e continuamente
il popolo palestinese. Un massacro che non è così palese, così visibile, perché adesso ci sono le bombe, quindi i morti magari sono di più tutti insieme, ma continuamente, ogni giorno, vengono ammazzate delle persone in Palestina, continuamente, ogni giorno vengono imprigionati dei maschi, soprattutto dai bambini più piccoli ai più grandi, in modo tale che non vengano dissuasi da quella che è la loro resistenza. Tutti i giorni viene inventato nessun capo di imputazione, esiste una prigionia di tipo amministrativo, per cui senza alcun capo di imputazione anche dei ragazzini di 12 anni vengono tenuti in prigione, spariti completamente dalla vista dei familiari e con una prigionia che viene rinnovata di 6 mesi in 6 mesi. Quando poi non viene loro impedito di frequentare la scuola, di andare all'università, di fare qualsiasi tipo di lavoro, di vivere costantemente ogni giorno, a loro non è consentito vivere. Periodicamente noi ci svegliamo, ci accorgiamo del problema palestinese nel momento in cui c'è un massacro visibile. E quando c'è un massacro visibile? Quando Israele decide per l'ennesima volta di utilizzare una maniera ancora più forte, che è determinata non da situazioni dei palestinesi, non da situazioni di terroristi, ma Israele che usa metodi terroristici, perché nel momento in cui hanno determinati obiettivi politici e di manifestare il proprio potere, allora rendono i loro massacri più visibili. Allora io invito tutti ad essere costantemente nel tempo svegli e allerta nei confronti di questo massacro continuo che esiste. Esiste, guardate un po', da parte di uno Stato che viene definito Stato democratico, per cui gli occidentali si riempiono di questi termini, ma Israele è uno Stato democratico. Beh, sapete bene che si è dichiarato ufficialmente e finalmente come uno Stato sionista. Che tipo di democrazia c'è in questo? Grazie. Oggi siamo qua come militanti di Progress, come donne, come uomini, come cittadini, a non dare semplice solidarietà, ma lanciare un abbraccio ai bambini, alle famiglie, alle nostre sorelle e fratelli in Palestina che oggi, come ieri, e sfortunatamente anche domani soffrono le bombe, l'umiliazione, l'essere privati della terra, della dignità, della possibilità di costruire un futuro. Scusate, ma è difficile non pensare a quello che sta avvenendo. Non è facile pensare da cittadino che vive e ha vissuto i rumori, le bombe, le esercitazioni fatte a Capofrasca, poligono di tiro, luogo di addestramento per la notte, dove vengono lì addestrati gli aerei e i piloti che oggi bombardano. Termino qua, lanciando ancora questo abbraccio, un abbraccio grande a quelle bambine e quei bambini. Commenti Sadrusu, commenti Independentistas, hoy, grazie e sempre. Viva la Palestina libera!
Mi hanno chiesto se il sindacato sardo veniva oggi a manifestare in questa piazza. Ho risposto: ma da che parte possiamo stare se non da questa parte? Ed è vergognoso che non ci siano quelli che si dicono compagni. Ma dove sono? Non c'è da sbagliare. Questa è la parte giusta. C'è una disparità enorme. Uno Stato che ha la bomba atomica, che ha uno degli eserciti più addestrati del mondo, bombarda un territorio sguarnito che cerca di resistere, che cerca di far valere l'autodeterminazione, e in questo siamo simili, anche noi sardi vogliamo l'autodeterminazione e ci vuole poco che ci bombardino, ma pensate voi che risposta si potrebbe dare? Noi saremo schiacciati come sono schiacciati adesso il popolo palestinese, quindi non c'è da sbagliarsi, scegliamo questa parte perché siamo con i popoli oppressi, con le persone che soffrono, con le persone a cui sono state distrutte le case. Cos'è questo? Non è terrorismo, è terrorismo. E l'Occidente che dice che è contro il terrorismo deve essere contro il terrorismo sionista, perché noi rispettiamo il popolo di Israele. Anche dentro il popolo di Israele c'era una sinistra che era contro i bombardamenti, che era contro le discriminazioni del popolo palestinese, ma sono stati messi alla porta. Chi è questo Netanyahu? Chi è? Se non un terrorista anche lui, che bombarda, che distrugge. Stanno distruggendo un popolo. Tutto il mondo libero, democratico deve stare dalla parte dei palestinesi e rivendicare che ogni popolo oppresso ha diritto al rispetto della dignità. Per cui ribadiamo la nostra presenza qui, è inequivocabile. 138 morti e 600 feriti palestinesi contro 8 morti, di cui un bambino israeliano. Certo che piangiamo anche la morte di quel bambino, ma piangiamo la morte di tutti. In questo momento è un popolo che sta soffrendo perché qualcuno lo vuole distruggere, ed è una balla enorme quella che si mette in giro, che sono i palestinesi che vogliono distruggere Israele. Ma vi rendete conto della stupidaggine di questa affermazione? Eppure li abbiamo visti tutti insieme in un palco a Roma, come se la scelta fosse di difendere un popolo e basta, e non difendere quel popolo che sta soffrendo e che rischia di essere veramente distrutto per sempre. Noi siamo con i palestinesi, noi siamo per i popoli liberi che lottano per poter avere libertà e dignità. Non sapevo che fosse automatico.
Ciao a tutte e a tutti, io parlo oggi a nome di Potere al Popolo, dell'Assemblea di Cagliari e di tutti i militanti qua in Sardegna. E siamo venuti qua in piazza, come sempre, nelle piazze in solidarietà col popolo palestinese, per ringraziare il popolo palestinese per l'esempio che ci dà ormai da 73 anni. Un esempio fulgido, una resistenza che sì fa venire le lacrime, ma che ispira, perché noi non potremo mai dirci stanchi di lottare fino a quando il popolo palestinese continuerà a lottare, perché sono loro che sono da 73 anni oppressi, sono loro e soprattutto in questi casi anche le donne che cercano di portare avanti la memoria di quello che è stato e di quello che è stato tolto al popolo palestinese e che portano avanti la lotta anche spesso in silenzio, ma che sono fondamentali per la resistenza del popolo palestinese. Quindi noi non saremo mai stanchi di stare a fianco del popolo palestinese in questi casi. Io ho sentito ieri delle testimonianze che vengono dalle città nelle quali, cosiddette israeliane, nelle quali vivono anche i palestinesi che non hanno lasciato quelle città durante la Nakba del 48. E le testimonianze dicono che ci sono, che c'è un coprifuoco. Parlava una persona da Al-Lid, ok, Leida, Lot. Che tutte le persone di questa città sono state chiuse dentro con la scusa di un coprifuoco, però dalle loro finestre potevano vedere autobus di coloni israeliani che arrivavano con gli Uzi, che sono delle pistole mitragliatrici create in Israele, ok, apposta per portare avanti questa oppressione del popolo, e che venivano accolti festosamente dalla polizia della città ed erano là per preparare un ennesimo massacro. Noi salutiamo la lotta del popolo palestinese che è sempre stato unito, ma in questo caso c'è una grande novità, quella delle dimostrazioni e delle lotte all'interno di queste città. È molto difficile parlare in questo momento perché la questione palestinese è una questione che personalmente sento molto, molto profondamente, che secondo me è il simbolo di tutte le lotte che noi portiamo avanti, è il simbolo di tutte le lotte contro lo strapotere e il potere impunito, il potere che riesce a riscrivere la storia, che riesce a cambiare le narrazioni, che cambia il modo di definire le cose, definisce autodifesa quello che è aggressione e pulizia. Palestina libera, chiaramente, come Potere al Popolo, noi aggiungiamo il grido Palestina rossa, perché senza una lotta contro l'oppressione del capitale la Palestina non potrà mai essere libera e noi continueremo a lottare. Ciao a tutte e a tutti, sono qui stasera, io sono Enrica Fois, sono qua per portare la solidarietà mia e del mio partito Libero. Sono trascorsi 73 anni appunto dalla Nakba, la catastrofe palestinese, quando un'intera società è stata devastata dai colonialisti inglesi e dai sionisti israeliani e sradicata dalla propria patria. A decine di migliaia i palestinesi sono stati uccisi e a quelli scampati ai massacri e alla pulizia etnica
all'epoca non è stato riconosciuto il diritto al possesso della terra. A decine di migliaia sono stati scacciati dalle loro case e continuano a vivere da allora in miserabili campi profughi, sparsi in paesi limitrofi. Centinaia di loro villaggi sono stati distrutti e rioccupati dai colonialisti israeliani. La poca terra palestinese, loro rimasta dopo la costituzione dello Stato sionista, è stata ulteriormente occupata nella guerra del 67 per proseguire nella politica colonialista di espansione, con nuovi insediamenti per fare posto ai nuovi coloni. Gli spazi di vivibilità dei palestinesi sono sempre più ristretti, viene loro negato il diritto a esistere, sottoposti ad ogni tipo di vessazione e di provocazione, detenzione amministrative e arbitrarie, demolizione di abitazioni, distruzione di uliveti, negazione dell'accesso all'acqua. Tutto questo tempo nella sistematica violazione del diritto internazionale e nonostante le risoluzioni ONU inapplicate, che ricordiamo agli smemorati dichiarano Israele Stato occupante e dispongono il suo ritiro dai territori e niente è cambiato per i palestinesi. La risoluzione della questione non è più presente nell'agenda politica internazionale. La causa palestinese, sostenuta da milioni di persone, ha difficoltà ad affermarsi ed imporsi al mondo, mentre Israele, purtroppo, è diventato ormai uno Stato potentissimo, capace di interferire e fare pressioni sugli altri Stati, tanto da potersi permettere di chiedere di mettere fuori legge il BDS, di fare accordi con risvolti di tipo militari con le università, anche sarde purtroppo, di accreditarsi come l'unica democrazia nel Medio Oriente, spalleggiata dagli Stati Uniti e dai regimi arabi loro alleati. Tanto potente da spingersi a rivendicare Gerusalemme come capitale, da realizzare una politica di apartheid colonialista e razzista, di distruzione di un popolo senza nessuna remora, tanto potente da capovolgere la realtà come possiamo vedere oggi in tutti i nostri 3 giornali, spacciandosi per aggredito pur essendo oppressore, così come sta succedendo appunto in questi giorni. Tanto potente da far passare questa narrazione tossica perfino nelle quasi totalità degli organi di stampa e nella quasi totalità dell'arco politico italiano ed internazionale. Per questi motivi manifestiamo il nostro dissenso contro le politiche criminali e di pulizia etnica dello Stato occupante israeliano contro la popolazione palestinese, popolo che ha diritto all'autodeterminazione e ad un proprio Stato nella propria terra come capitale Gerusalemme. E quindi ci sentiamo di dire, speriamo di vedere presto la Palestina libera. Grazie. Grazie. Se non c'è qualcuno, volevo fare anche un'affermazione. Vi ricordate di 2 anni fa, quando quella guerrafondaio, quello poi l'americano, non mi ricordo neanche come si chiama. Trump, sì. Cioè, ha regalato a Gerusalemme capitale di Israele. Se ne è fregato praticamente della legge internazionale e delle risoluzioni dell'ONU. E oggi i giovani di Gerusalemme l'hanno detto di no, con tutta la tua potenza come americano, come tutte le tue armi, missili nucleari, noi qui a Gerusalemme resistiamo, è questa nostra, e l'hanno dato la risposta ben chiara. E quindi Gerusalemme è la capitale della Palestina e così rimarrà. Palestina libera! Allora, aggiungo niente a quanto già si è detto sulla Palestina, su ciò che sta succedendo, sull'eccidio che sta succedendo, ma che segue a tanti altri eccidi che abbiamo vissuto in tutti questi anni, dal 48
in poi. Non voglio entrare in merito perché ci sono stati già tanti altri interventi. Io sono qui per portare il saluto, il sostegno ai bambini, alle donne, agli uomini palestinesi che oggi sono sotto il gioco israeliano, sotto il gioco fascista e nazista. Lo dico senza pentirmi assolutamente di quello che sto dicendo, perché quando ero ragazzino ho pianto io leggendo i diari di Anna Frank per quello che hanno fatto i nazisti agli ebrei, agli zingari, agli omosessuali, ai comunisti. Ho pianto. Ebbene, oggi piango per quello che sta succedendo in Israele. Stanno facendo la stessa cosa. Posso dire tranquillamente che c'è un governo nazista, segregazionista, che toglie i diritti. E come sindacato noi abbiamo aderito in tutta Italia e abbiamo fatto un comunicato a tutti i nostri iscritti, simpatizzanti, a tutti i lavoratori affinché partecipino a tutte le manifestazioni pro-Palestina, per una Palestina libera, per una Palestina piena di diritti, affinché vengano riconosciuti i loro diritti. Come sindacato noi combattiamo le fabbriche di bombe, come sindacati noi abbiamo bloccato a Genova, l'OSB ha bloccato a Genova la nave che portava le armi nello Yemen, anche armi costruite in Sardegna. Come sindacato ieri, ma non solo, non è la prima volta che di essere italiani, di lavorare qui in Italia, perché ieri c'è stata una cosa tremenda, ma non è solo ieri, diamine. Hanno tutti appassionatamente sono andati a dare la solidarietà ad Israele, ma per cosa? Perché sappiamo che appunto è una questione di business, di capitale, di dominio del mondo. Israele è schierata da una parte che ben sappiamo, è schierata col capitale, è schierata con l'imperialismo a livello mondiale. Quindi Israele dobbiamo difendere i diritti di tutti, in primis in questo senso quelli che sono tolti ai bambini, alle donne e agli uomini, alle persone della Palestina. In questo caso, in questo senso dobbiamo difendere questi diritti. Noi siamo per la difesa di questi diritti in tutto il mondo. C'è un detto sardo che dicono: se uno non vuole, due non bisticciano, due non fanno la guerra. Ebbene, in Israele sta succedendo proprio questo. Solo in due, palestinesi e israeliani, ebrei, non lo so, vai a dire questa parola ebrei, perché altrimenti ti tacciano di essere antisemita. No, siamo antisionisti, quelle religioni non ce ne frega niente veramente. E quindi se veramente due vogliono fare la pace, la fanno, ma rispettando i diritti. Se uno non vuole, due non fanno la guerra. Ebbene, sono in due, ma uno non vuole la pace. Uno continua ad occupare territori, continua a togliere i diritti e continua a volere la guerra. Non c'è reciprocità. Mentre appunto gli israeliani possono far valere il loro volere predatorio nei confronti dei beni, degli immobili che prima erano appunto dei palestinesi con una legge del 1970, ebbene reciprocità non ce n'è, perché allora i palestinesi potrebbero lo stesso chiedere in base a questa legge la reciprocità e quindi restituiteci tutte le case, tutti gli immobili che ci avete sequestrato, che ci avete. Questa è la situazione. Come USB noi abbiamo fatto quello, non vedo però, mi dispiace, e non ne ho visto altri appelli di altri sindacati, per modo di dire, perché ormai non si può essere chiamati sindacati perché non fanno più gli interessi, non sono più democratici, non sta ancora più il diritto in senso, l'atto in senso generale di tutti gli uomini e quindi in questo caso dei palestinesi. Quindi io dico, siamo sempre stati schierati come USB con la Palestina, continueremo ad esserlo. Oggi mi dicevano che se uno ci crede veramente alla fine vincerà. Bene, vinceremo.
Allora, devo fare una solo informazione. Automatico non funziona più. La democratica Francia, lo Stato francese, che sbanderano la democrazia, la libertà, la fratellanza tra i popoli. Per leggi, il Ministero dell'Interno ha proibito le manifestazioni pro-Palestina, per legge. In Francia proibite, questa è la democrazia. E quell'altro filo nazista austriaco che praticamente ha messo la bandiera israeliana sull'ufficio della presidenza dell'Austria per dire solidarietà con Israele. Prima l'hanno massacrati e oggi le dicono c'è liberi di massacrare i palestinesi. E questa è la cultura che ha portato il fascismo, il nazismo e sta nascendo in Europa. E noi, e grazie anche alla lotta dei palestinesi, con tutti voi dobbiamo bloccare il fascismo e il nazismo di nuovo in Europa. Buonasera a tutti. Allora, buonasera a tutti, sono finiti, ciao. Io sono Dreda, arrivo dal Libano, voi molti conoscono, abbiamo guidato molte... Infatti c'è un... Ah, devi stare dietro, ok. Abbiamo fatto un percorso insieme lungo quasi 30 anni con Fauzi Samir e con il fratello Nabil, a cui mando un grande saluto, un grande bacio. Sicuramente è con noi oggi, e ci fosse stato, sarebbe stato insieme a noi a dire la sua voce, a farci sentire la sua voce. Ciao Nabil, di tutto il cuore. Noi come forze progressiste, come gruppi che siamo qua da tanti anni, abbiamo combattuto sempre con la parola contro il fascismo israeliano e purtroppo continua con le sue arroganze contro il nostro popolo. Io dico nostro perché noi come popolo e come popolo palestinese ci siamo sempre sentiti insieme dal 1948. Come sapete in Libano ci sono più di 500.000 palestinesi che vivono con noi, non vivono da noi, vivono con noi perché noi respiriamo la stessa aria, abbiamo lo stesso sole, beviamo la stessa acqua e viviamo tutte le situazioni nel bene e nel male insieme. E il nostro Samir è una testimonianza di questo, che vive in Libano ed è insieme con noi. Di conseguenza diciamo a questi fascisti, a queste persone che vogliono uccidere i bambini senza causa, perché chi mai accetterebbe che qualcuno uccidesse il proprio figlio? Tutti noi siamo gelosi nei nostri figli, perché il bambino palestinese deve essere un numero. Noi diciamo con una voce molto alta, non siamo numeri, siamo esseri umani, siamo persone che continueranno a lottare, diremo all'Israele non ci ginocchieremo mai. E ricordati che noi non aspettiamo che tu arrivi, noi andremo verso di te. Grazie. Allora, dove siamo però banda Pazzotti che ci sono sbandati, dove sono i sbandati? Sbandati. Buonasera a tutti, io sono Francesco Ledda e facciamo parte dell'associazione Innantis. Siamo qui in quanto giovani, figli della nazione sarda, e qui oggi per dare il nostro sostegno a un popolo che è quello palestinese, un popolo che ha visto oggi e questi giorni dei soprusi che noi giovani non possiamo tralasciare, non possiamo chiudere gli occhi su quello che succede al di là di questo mare. Un popolo che nella sua terra d'origine viene schiacciato da una forza che viene supportata dall'Occidente e noi dobbiamo di certo fare finta di nulla. Se siamo qui oggi è perché al di là di questa terra crediamo che ogni popolo abbia diritto di poter esprimersi, di poter vivere tranquillamente. Crediamo che i nostri coetanei, al di là della religione, della razza, dove è la loro terra, meritano di poter crescere in pace, meritano di avere delle scuole e di avere una crescita tranquilla. E quello che abbiamo noi oggi è un diritto che non possiamo dare per scontato, ed è per questo che dobbiamo fare con tutto il nostro cuore, in quanto sardi, in quanto giovani e quante persone facenti parte di una nazione
che ancora oggi non è uno Stato, possiamo ancora di più avere un cuore fraterno verso chi oggi non ha uno Stato che lo rispetta e verso chi ha un mondo che in questo momento gli svolta le spalle. E quindi ecco perché siamo qui per dire viva la Palestina, viva la libertà! Adesso anche un momento sicuramente facciamo la banda sbandati di cantare tutti insieme per ricordare appunto la lotta partigiana e poi ci saranno anche i giovani arabi che devono fare anche una performance, le chiamano così. Purché cantiamo tutti insieme, che i cantanti non sono venuti. Quindi. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Partigiano, cammina, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire su montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire su montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, che le genti passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 che le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore, del fiore, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, del fiore, del partigiano, morto per la libertà, del fiore, del partigiano, morto per la Allora, io ringraziamo tutti per la carità e non solo. E vi ricordo che dobbiamo continuare a ricordare quello che prima, quello che possiamo fare qui in Sardegna, quello di boicottare Israele e di diffondere le notizie vere, non quelle false raccontate dai mainstream, dalla stampa che non ne racconta niente, schierata. Ringrazio tutti, speriamo che la Palestina sarà libera presto, non perché siamo stanchi di lottare, ma perché meritiamo di essere anche liberi e anche vivere in pace. Ora... Palestina libera! Palestina libera! E tutti che quando andate in farmacia l'80%
dentro tiene etica è una vergogna per chi dice compra italiano. Teva è un'azienda farmaceutica che ha le base di tutti gli ospedali italiani, è il primo dei farmaci. Quindi voi, quando andate in farmacia, dite al farmacista vorrei un farmaco, ma non te italiano. Allora, chiediamo ai giovani ragazzi che vogliono partecipare alla tappa di avvicinare un attimino qua, che adesso è arrivato il momento del ballo.
Allora, grazie a tutti per essere venuti stasera qui. Deve dire qualcosa? No, deve chiudere. Ciao a tutti, sono Badr, sono uno studente dal Marocco. Sono venuto qua per dirvi ragazzi grazie mille, grazie per essere molto umani. Sono molto orgoglioso di venire qua in Italia e di trovare persone che stanno lottando per la giustizia in tutto il mondo. Grazie mille, siete molto bravi, sono molto orgoglioso di voi. Grazie italiani, grazie Serbi per tutto, grazie. Voglio una cosa alla fine, vi facciamo di dire Palestina, 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 Palestina. Grazie mille ragazzi, grazie molto di tutto il cuore.